gol italiani, il primo dei quali è venuto già al secondo minuto su calcio di rigore e ha in un certo senso sbloccato alcuni timori che la formazione greca proponeva, in quanto si presentava come un schieramento in grado di mettere in imbarazzo i nostri giovani giocatori. Era in panchina per i greci addirittura Panagoulias, Alketas Panagoulias, che è anche l'allenatore della nazionale maggiore. Ecco il fallo al centro dell'area di Mikos, che consente agli azzurri di passare in vantaggio. C'è il traversone di Bagni, che è anche il capitano, fermato nettamente con la mano. L'arbitro Stankan concede il rigore che Bagni trasforma al secondo minuto. La squadra di vicini è apparsa in buona condizione, aveva già vinto per 1-0 un confronto con la Jugoslavia qualche settimana fa e ha corso dei rischi solo nel finale del primo tempo, quando prima abbiamo visto Lemonis colpire un palo e poi al 44esimo Kafkenaris è riuscito addirittura a ottenere il temporaneo pareggio con questo bolide dal limite dell'area che ha battuto imparabilmente Zinetti. Rivedremo questo bel gol di Kafkenaris al 44esimo minuto per l'1-1 della Grecia. Ma poi si diceva la squadra italiana è uscita con autorità nel corso del secondo tempo. Bagni è stato particolarmente efficace, ecco intanto il gran tiro di Kafkenaris, e al 28esimo e al 31esimo è riuscito a risolvere il confronto. Ecco l'azione che prelude il secondo gol con il traversone dalla destra di Bonini e il colpo di testa di Bagni che sul terreno un po' fangoso inganna il portiere Dafkos. Rivedremo anche questo gol caparbiamente voluto da Franco Baresi, che giocava in una interessante posizione di centrocampista, da lui richiesta anche per la nazionale maggiore da Bearzot. Poi il giovanissimo Monelli proponeva il cross per il terzo gol, eccolo, 3-1, Monelli che era subentrato a Mariani, 17 anni, il monzese Monelli, cross per la testa di Bagni, 3-1.